Bresa Belesa, un nuovo appuntamento che inaugura anche oggi con il dialetto bresciano. Anche questo un termine un po' vecchiotto, la monega. Qualcuno di voi un po' su di età se lo ricorda sicuramente. Che cos'è la monega? La gonna, lo scaldaletto oppure la gabbia? E Agostino Gallo, a cui è dedicata una via nel centro di Brescia, chi fu? Fu uno storico, fu un avvocato oppure un agronomo? E dove si trova in centro la Torre d'Ercole, molto bella, in via Cattaneo, in Corso Mameli o in via Francesco Crispi? Queste le tre domande del nostro quiz di oggi, tra pochissimo vediamo che ne sanno i bresciani. Tra poco, grazie. Bressa, bellezza, messo la principessa. Tu che parla bene, magni su che mai conosco. Bressa, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Enrico e Martina, che siete fidanzati, fratello, sorella, padre, figlia, amici? No, padre e figlio, no, scherzo. Vabbè, insomma, sono fratelli, si frequentano, si sa parla. Ah, ok, sì, vabbè, si sa parla, come si dice a Brescia. Allora, sentite un poco, vi devo chiedere sta cosa. La monega, che cos'è la monega? Tu lo sai? È la gonna, lo scaldaletto oppure la gabbia? Lo scaldaletto. Scaldaletto. Sì, lo usa ancora lei? No, mia nonna, dai, io no. È quella che scaldava nel letto una volta con le braccia, si mettevano dentro, scaldava il letto. Quanto è bella e simpatica la signora o signorina Angela? Signorina. Senta, signorina Angela, io sto tenendo per braccio, non è che c'è qualcuno poi geloso, vero? No. No, vado tranquillo? Ma che fa lei di bello, signorina Angela, nella vita? Che professione svolge? Sono un'educatrice. Un'educatrice, benissimo, con i ragazzetti, gli adulti? Ragazzi disabili. Sì. Disabili. Beh, un bel lavoro, anche di gratificazione impegnativo. Qua a Brescia? No, a Borgo Satollo. Si applicano sti ragazzi? Sì, la volontà è il top. Sì, sono bravi allora. Ma lei che educatrice è? Buona, accomodante, ogni tanto tira anche le orecchie? No, tira le orecchie no, però non buona, di sicuro. Senta, allora lei conosce un po' il centro, l'attività, l'arte, la storia, la cultura della nostra città? No, mi piace, non la conosco ma mi piace. Proviamo. Attenzione, cos'è? No, scusi, chi fu Agostino Gallo a cui è dedicata una via nel centro storico della nostra città? Secondo lei chi fu? Fu uno storico, un avvocato o un agronomo? Un agronomo. Ma sono avvantaggiata perché abito in via Agostino Gallo a Poncarale, per cui... Vabbè, ma allora... Un agronomo. Non lo so. Storico? Uno storico. Può darsi? Tu che studi? Che fai? Servizi sociosanitari. Beh, allora ragazzi, sicuramente sai dove sta la Torre d'Ercole in centro a Brescia, dove vai a fare gli aperitivi con gli amici tuoi senza dirlo a mamma. Dove sta la Torre d'Ercole? In via Cattaneo, in Corso Mameli o in via Francesco Crispi, secondo te? Torre d'Ercole. Via Cattaneo. Via Cattaneo secondo la figliola, secondo lei? Non so dove sia. Ascolti la figliola che dice bene. Dai Henry. Via Mameli. Via Crispi? Boh. No. Bene, diamo le soluzioni al Bresa Belesa di oggi. Eccola qui la monega, uno scaldaletto, insomma la struttura che ospitava poi lo scaldino nelle case dei nostri genitori, dei nostri nonni. E Agostino Gallo, a cui è dedicata una via nel centro di Brescia, fu un agronomo molto apprezzato. La Torre d'Ercole sicuramente vi sarete trovati a passare in questa zona tantissime volte, è in via Cattaneo. Bene, queste erano le risposte, grazie per la vostra compagnia, grazie agli amici che hanno risposto bene o male, appuntamento alla prossima!